Totani ripieni e salsa di ciliegino siciliano, cottura in umido, leggera e gustosissima. Pulisci i totani, separando la testa dal corpo. Se non riesci a farlo, fallo fare al tuo pescivendolo di fiducia. Poi prendi i tentacoli già puliti e tagliali al coltello. Fai una piccola dadolata. In una padella antiaderente scalda dell'olio extravergine d'oliva e fai imbiondire leggermente degli spicchi d'aglio. Al suo interno dovrai far rosolare per pochissimo tempo proprio i tentacoli fatti a dadini precedentemente. Preparati il pangrattato necessario a farcire i tuoi totani. Calcola un cucchiaio di pangrattato per ogni totano. Aggiungi del prezzemolo tritato precedentemente. Poi un po' di scorza di limone naturalmente non trattato. Una macinata di pepe nero. E infine i tentacoli già cotti e freddi. Forma il ripieno, mescola affinché formi un composto ben condito e compatto. Aiutati con un cucchiaino, se i totani sono appunto molto piccoli, o con un cucchiaio se sono di una dimensione più ampia, e farciscili quasi fino all'orlo. Poi guarda attentamente come faccio qui nel video per chiuderli e sigillarli alla perfezione. Utilizza la stessa padella di prima che sa di pesce, metti la salsa di ciliegino a sobbollire molto delicatamente, dopodiché adagia al suo interno tutti i tuoi totani già farciti. Ricordati che la cottura deve avvenire in poco tempo. Quando li vedrai che saranno ben gonfi e rialzati, spegni subito il fuoco. Fai in modo che si intiepidiscano quanto basta per poterli gustare con assoluta tranquillità e assaporare tutto il loro gusto e profumo. Tutti pronti per andare in tavola? Lascia un like se ti è piaciuto il video, condividi e registrati al mio canale YouTube attivando la campanella. Ciao!